Buonasera concittadini, sono qua a fare questo video messaggio sulla questione carburanti, più in particolare sulla tessera regionale. Come sappiamo benissimo i confini sono chiusi, quindi non si può andare più a fare rifornimento in Slovenia e molti concittadini che andavano a rifornirsi in Slovenia e non utilizzavano la tessera regionale si ritrovano con la stessa scaduta. Cosa fare? Andare in Camera di Commercio a rinnovarla. Purtroppo da oggi la Camera di Commercio di Venezia Giulia e la Camera di Commercio di Udine sono chiuse per questo servizio, o meglio, non fanno più questo servizio, non riattivano più le tessere e non fanno tessere nuove, ma non per colpa loro, per ordine della regione. La regione ha deciso di bloccare questo servizio per determinate ragioni, perché ritengono che questo servizio non sia indispensabile e quindi molti concittadini che vivono al di fuori della città di Gorizia, nella città di Udine, dove risiede la Camera di Commercio, ok, non possono venire qua a fare il rinnovo, ovviamente a riattivarla o fare una nuova. Questi concittadini però non si possono permettere di insultare o lanciare in faccia le tessere ai benzinai. Molti colleghi mi riferiscono di questi atteggiamenti. Vi chiedo calma, non siamo noi i vostri nemici, ma incanalate questa rabbia verso altri. So, sono momenti difficili per tutti, ok? Ma chiedo di avere un po' di calma. La nostra proposta alla regione è questa. Io la faccio in questo momento qua, non ho ancora parlato né con la regione né con la Camera di Commercio. Non so se si può attuare, è una proposta, io la faccio in questo momento. Questa proposta è che queste tessere che sono scadute, quindi solo per le tessere scadute, ok, che vengano riattivate, ok, attraverso i POS della benzina. I POS che abbiamo noi distributori nel nostro impianto, quindi noi gestori che abbiamo questi POS, quando il cittadino arriva e ci dà la tessera, poterla riattivare in quel momento, che la regione parli con il SIEL che metta subito a disposizione un software per fare questa cosa qua, per dare una mano a tutti quegli automobilisti che in questo momento di crisi sanitaria, ma soprattutto anche economica, fra un po' arriverà anche la crisi economica, e che devono andare a lavorare, possono utilizzare la tessera per avere un contributo per fare benzina. In più faccio un appello ai politici regionali e a quelli nazionali: riattiviamo la zona franca, riattiviamo il contributo di zona franca, non soltanto per il carburante ma per anche tutti gli altri generi alimentari. Quindi cerchiamo di trovare dei aiuti economici per tutta la comunità che sta vivendo sì adesso un'emergenza sanitaria, ma fra un po' avrà un'emergenza economica, quindi bisogna fare subito azioni forti. Io spero che succeda che qualcuno intervenga in questa situazione. Ribadisco ai concittadini, non siamo noi i nemici, ok? Basta atteggiamenti di arroganza verso i benzinai. Questo era un mio appello. Vi saluto tutti, buona serata, a presto.